Questo programma è realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900. Buongiorno a tutti, il nostro ennesimo sabato insieme a parlare di pallavolo. Come sapete, pallavolo oggi ne abbiamo tantissimo, da tutte le parti, pallavolo nazionale, pallavolo nel nostro circondario, Champions League, allenatori che vanno, un sacco di cose, quindi state lì, non vi spostate, ma come sempre iniziamo la presentazione, la mia, ormai mi viene sempre da ridere, la mia opinionista unica e sola, mia sorella Donatella Pizzo, che ci presenta l'ospite qui in studio. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il presidentissimo, elegantissimo, complimenti, veramente un look assolutamente conforme, impeccabile, il presidente della Pallavolo Zafferana, Danilo Lizio. Buongiorno Donatella, buongiorno Tiziana, buongiorno a chi ci segue e grazie per l'invito. Grazie a te. Questa pallavolo a Zafferana ha da sempre il timbro Lizio? Sì, direi di sì, perché i miei genitori l'hanno fondata nell'88, l'hanno seguita fino al 2013, poi sono subentrato io. Ci sono stati diversi cicli nel corso di questi anni. Diciamo, il mio è stato quello più, si può dire così, vincente, perché abbiamo toccato, diciamo, un traguardo insperato e inimmaginabile dall'inizio. L'anno scorso una stagione in B2 fantastica, culminata con la promozione in B1 e niente, quindi siamo contenti del percorso fatto. Purtroppo però, come tutti sanno, non abbiamo potuto partecipare al campionato di terza serie per tanti problemi, primo fra tutti il fatto di non avere un impianto che negli ultimi anni ci ha costretto ad emigrare prima alla Cicatena, poi alla Cicastella, a Ficarazzi, ringraziando sempre comunque le società che ci hanno fornito l'impianto. Però è chiaro che dopo 33 anni di società su Zafferana era anche giusto fare un campionato nazionale lì a Zafferana. Purtroppo questo non è stato possibile e quindi abbiamo dovuto azzerare tutta la situazione e ripartiamo da capo. Da zero? Come? Ricominciare da zero, dall'inizio, dalla da zero, base? sì, dall'inizio, continuando con i nostri centri addestramento, rimanendo soprattutto a Zafferana, con quello che, come si dice, ci passa il convento, perché purtroppo a Zafferana abbiamo 2 palestre delle scuole che già, dicendo delle scuole, capite quali problemi poi ci possono essere appunto per la gestione comune, ma ce n'è soltanto una che fa al caso nostro, perché l'altra diciamo, ha problemi con gli spogliatoi, quindi non si potrebbe fare un campionato di nessun livello, per cui ci sono altre società ed è giusto che tutte quante usufruiscono della palestra, e quindi queste difficoltà non ci consentono di fare
di fare altre attività diverse da questa. Ho capito, ma non c'è in progetto un impianto a Zafferana? No, certo che c'è un progetto, c'è anche l'impianto, devo dire, però l'impianto è rimasto, diciamo, incompleto al suo esterno, perché all'interno è anche già completo. Purtroppo c'è stata questa, io diciamo ho tirato le orecchie alla mia amministrazione, perché secondo me bisognava pensarci prima a completare, diciamo, l'impianto in maniera completa, perché lasciare le cose a metà purtroppo non porta mai bene. Infatti ora vediamo, speriamo che si riesca a completare l'opera, perché altrimenti sarebbe un vero peccato per noi e per tutto il circondario. Certo. Ne parleremo, approfondiremo, perché è veramente un peccato uno arriva finalmente a fare il campionato di Serie B, come dici tu, terza serie, e poi dover ritornare completamente a zerare tutto. Non è una cosa bellissima da raccontare. Come sapete il nostro appuntamento del sabato è strutturato in una certa maniera, e quindi facciamo un accenno alla Superlega e alle partite della settimana scorsa, cioè di domenica scorsa. Io per evitare le brutte figure che ho fatto l'altra volta, che ho sbagliato tutto, qui spero stavolta. Sei sempre in tempo, comunque puoi sempre sbagliare. Posso sempre sbagliare, certo, anche perché tu praticamente speri che io lo faccia a questo punto. E comunque vogliamo parlare della Saturnia, Farmitalia, che purtroppo, sapete, nell'incontro casalingo con Milano ha affrontato veramente in maniera perfetta, tanto è vero che hanno vinto il primo set. Dopo c'è stato invece il ritorno dell'Allianz Milano, la squadra dove, sapete, gioca Damiano Catania, il nostro beniamino catanese che si è dovuto trasferire per giocare ad alti livelli. E quindi sono stati 2 set, sempre il secondo e il terzo set a rincorrere, ma quando ogni volta che arrivavano a pareggio poi Milano allungava. Comunque Milano ottima squadra con rientro di Porro. Con rientro di Porro, già era il secondo rientro di Porro, seconda giornata in cui giocava, e con questo giapponese Ishikawa, che è veramente un fenomeno, un atleta formidabile, che ha trascinato la squadra, tant'è vero che è stato MVP. Comunque bene invece da noi Randazzo, il solito Randazzo, che è titolare. Mentre il sostituto dell'infortunato Manavi, Basic, anche lui, non so se si dice Basic o Basic, non lo so, forse Basic. Ci informeremo su questo, con i suoi 12 punti diciamo ben figurato. Brevemente gli altri risultati, anche se mia sorella dice perdi troppo tempo, va bene, faccio proprio veloce. Il Trentino batte 3-1 Monza, finalmente Monza perde, perché dopo che aveva battuto Civitanova, Modena e Verona a un certo punto ha dovuto tirare i remi in barca, quindi 3-1 per Trentino. Padova-Verona, che noi speravamo andasse... Ma perché mi guardi così? No, ascolto, vai che guardo dall'altra parte, guardo la regia. No, io ti guardo per avere conforto e conferma che le cose che sto dicendo non siano delle fesserie. No, se dici stupidaggini io alzo la mano e ti interrompo. Speravamo che il Verona, che è venuto qui a batterci malauguratamente, pensavamo che facesse il colpaccio anche a Padova, invece così non è stato, perché Padova ha vinto 3-1, e quindi insomma ha messo un pochino, ci mette nella condizione di avere una classifica un pochino più problematica. Bellissima la partita fra Perugia e Piacenza, dove Perugia ha perso, perdeva i primi 2 set, poi con le magie di Lorenzetti, che secondo noi, perlomeno secondo me, ha un approccio psicologico di quelli... Perugia ancora senza Leon. Perugia ancora senza Leon, sì. E quindi dopo 2 set persi, recuperano bene e quindi vincono il terzo, 25-18, vanno ai vantaggi al quarto, ma riescono a vincere 26-24. È bellissimo, spettacolare il tie break con un 20-18 che noi non abbiamo visto, perché la registrazione si è interrotta, esatto, sul 14 pari, perché non avevamo previsto che durasse di più, e quindi su 14 pari non abbiamo visto il tie break, quindi bellissimo tie break. Comunque anche Piacenza e senza Romano ancora, che continua a essere sì, fuori, sicuramente sono delle mancanze importanti, assenze importanti. Modena disastroso, non riesce a beccare neanche un 7 contro Civitanova in casa, perde 0-3 la squadra di Petrella.
quindi l'unico pare che sia stato a tirare un pochino la carretta è stato Davis Chiba, che è riuscito con 21 punti a fare, però gli altri, insomma, Bruno non sapeva a quale santo votarsi. Mentre nella Lube ottimi la Guncia, si dice così? Sì, perché noi lo storpiamo, quindi non è il caso di storpiarlo. E anche il cognome. Ultima partita, anche qui un 3-2 che fortunatamente è andato a favore del Cisterna, perché il Cisterna ha messo giù ha messo sotto Taranto, che è la diretta antagonista insomma, della diciamo Saturno che è Fabbricati. forse divisa in 3 tronconi, Sì, no? sì, in Un questo campionato momento di sì. vertice e metà e Ora lo poi dirò la lotta quando farò per un accenno alla classifica. Sì, c'è grazie. qui. No, dicevo che Taranto stava per smentirmi clamorosamente, perché aveva esonerato Mastrangelo. Io ero stata molto critica su questo, nell'attesa di nominare il nuovo allenatore avevano assegnato al secondo allenatore, giusto? E stavano vincendo a Cisterna. E sarebbe stato brutto per noi, diciamo noi. Io mi permetto di dire noi della Farmidaglia. Certo, assolutamente. E quindi fortunatamente Cisterna alla fine ha tenuto duro, e quindi 17-15 l'ultimo set, così ce l'hanno fatta, e Taranto è rimasto giù. A proposito di Taranto, hanno scelto come allenatore un certo Ljubomir Traviza, che i pallavolisti un pochino più attempati come noi ricorderanno, grandissimo giocatore. Tra l'altro padre di Dragan Traviza, che è stato palleggiatore anche della nazionale. Certo, sì, assolutamente sì. Adesso dovrebbe giocare, credo che giochi in Grecia, ma mi informerò per essere sicura di questa notizia con l'Olympiakos. E questo è per avere il quadro. Brevemente la classifica: rimane solo in testa la SIR Perugia, lei ride, e poi seguono Trentino e Sare. Se c'è un bloccone a 7 punti con Modena, Padova, Cisterna, Verona e Allianz Milano. Dopodiché sotto piccolini Saturnia e Taranto con 3 punti. Poi adesso più avanti vedremo le partite di domani. Andiamo alle dolenti note della settimana. Le dolenti note della settimana si riguardano, se non sbaglio, stiamo parlando di Velasco. Perché L'affair Velasco, che la federazione Velasco. dopo l'affair... qua nei miei appunti Affair Velasco. Perché Affair Velasco? Perché sicuramente lo saprete, Velasco è stato nominato, è stato scelto come allenatore della pallavolo italiana, della nazionale italiana di pallavolo femminile, e fin qui che c'è di male, che c'è di strano? Il fatto è che lui aveva firmato con Busto Arsizio la squadra di Serie A, e fra i due protagonisti, cioè fra l'allenatore e la società, pare che le cose non siano finite tanto bene. Cioè la società Lui si è dimesso, ma ha fatto le dimissioni. Ha presentato le dimissioni, e poi c'è stata la presentazione ufficiale in federazione. La società afferma di non aver saputo nulla e di essere stata informata solo, cioè di aver saputo la notizia solo dai giornali, e quindi accusa un po' di scorrettezza sia la federazione che Velasco stesso. Velasco invece da parte sua dice che invece aveva avvisato, e che secondo lui non c'è stata nessuna, diciamo, tu che ne pensi? Io potrei aprire, però non mi sembra il caso, anche perché dovrei e potrei essere un po' pesante, però addirittura voglio dire, che cosa fate? Vi mandate i messaggini su WhatsApp: no, non vengo all'allenamento, scusa, sai, ciao, mi dimetto perché vado ad allenare la nazionale, non sono d'accordo perché hai un contratto. Io credo che a quel livello debba transitare tutto come documenti ufficiali, quindi se Velasco presenta le dimissioni e la società dice che non sapeva niente, addirittura la federazione dice che aveva avvisato la società. Scusate, ci sono tanto, no? Danilo, che dici? Tu sei un presidente. Sicuramente è mancata qualche comunicazione a livello alto tra federazione, Lega e le società, sicuramente. Cioè, stiamo parlando del vertice, non è che stiamo parlando di Rocca Cannuccia e l'allenatore, insomma, Oronzo, l'allenatore. Certo. Quindi partiamo malissimo, perché già abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, Egonum, Bazzanti e cose, anche come a livello di credibilità, di comunicazione, ci sono 1000 manager, 1000 cose, non si riesce ad avere, fermo restando che è giusto per la federazione, per la nazionale che Velasco, però anche le atlete di Busto, insomma, cascano dalle nuvole. Certo.
si poteva come sempre gestire in maniera migliore, anche perché poi c'è il fatto di Barbolini e Bernardi Sì, nello perché staff. secondo, poi ti stavo per dire è questo. chiaro che tutti abbiamo capito che Velasco sarà il traghettatore all'Olimpiade, perché Bernardi non poteva lasciare, e probabilmente poi Bernardi prenderà la nazionale, come è giusto che sia. Però insomma, fatelo un po' meglio queste cose, no? No, sicuramente anche questo problema dei doppi incarichi ormai deve essere gestito meglio sicuramente da parte della federazione. Sì, sì, Perché altrimenti le società poi avranno danni e le Io atlete di senza conseguenza. andare lontano, io non faccio nomi perché non è giusto, ma la sera ero a mangiare la pizza con presidente, dirigente e cose, confermata, l'indomani mattina sul giornale esce il nuovo allenatore della società dove ero io, cioè, però io non ero né Velasco né la nazionale, la cosa, mi sono arrabbiata, ma leggermente, cioè, sono diventata una furia della natura, Diventata diciamo la una- verità, però insomma stiamo parlando di alto. va bene, sì, sì. Vabbè. Alleggeriamo un attimino La polemica, non si dice attimino. Non si dice un attimino, io lo dico sempre, in modo da poter dire dopo non lo dovevo dire. Quindi alleggeriamo un attimino. Cioè, vabbè, non ce la puoi fare. Non ce la posso fare. Alleggeriamo e andiamo alla nostra fotointervista con un amico di vecchia data che è Francesco Quartarone. Come preannunciato, l'ospite di oggi è un nostro amico pluritrentennale, pluriquarantennale, basta, da allargare troppo. cinquantennale, non lo so. Abbiamo con noi, che ormai è trasferito a Torino da tanto tempo, Francesco Quartarone. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Tiziana, ciao Donatella, buongiorno. Ciao, grazie Francesco. dell'invito, grazie dell'invito. No, grazie sempre a te per la tua disponibilità. Dicevo amico da tantissimo tempo perché è un ex giocatore, un ex pallavolista nato ovviamente a Catania, poi si è trasferito da tanto tempo, credo. Da quanto tempo è che stai lì a Torino? Allora, a Torino dal 94, ma prima nell'86-87 mi ero trasferito a Milano. Quindi già da tantissimo Sì. tempo. Ma ogni tanto torni da noi oppure sei proprio... Sì, assolutamente, non ho assolutamente perso i contatti, soprattutto perché all'inizio, fino al 2009, avevo mia madre e i miei genitori e quindi tornavo spessissimo. Ho sempre mantenuto i contatti con dei cari amici, anche pallavolisti del mio periodo, quali Ignazio Barchitta, Enrico Mongiovì, e quindi diciamo c'è sempre, continua ad esserci un contatto costante con Catania, Li assolutamente. abbiamo visti l'altra volta perché loro penso che abitino ad Acitrezza, tutti e due li abbiamo incrociati. Sì. C'era Sì. Enrico che andava da mangiare ai gatti e Certo. Ignazio che camminava sul lungomare. Perfetto, hai dato una sintesi perfetta di quello che stanno facendo e che continuano a fare. Facciamo i pensionati noi, tu invece... No, vabbè. Dicevo Cioè, questo anch'io- che... Dimmi. No, dico anch'io praticamente il discorso ritiro pensionato a una certa età, poi a un certo punto inizi a pensarci, quindi nonostante... Noi lo abbiamo invitato Francesco, a parte perché è un amico, ma perché ha un'esperienza così da raccontare, nel senso che ha abbandonato da tempo poi la pallavolo per dedicarsi a uno sport che in questo momento è particolarmente in auge, che è il padel. Mia sorella alza subito la mano perché io so già cosa sta per dire, ma insomma, lo lascio dire a lei. Mi dispiace, Francesco, è una cosa, uno sport, perdonami, che io odio, non riesco a farmelo piacere. Cosa posso fare? Io ti faccio un'unica domanda. Innanzitutto io non sono il talebano del padel o degli sport, io sono il talebano del fatto che le persone debbano giocare, divertirsi con quello che a loro piace sostanzialmente. Quindi se piace il padel giochino a padel, se piace la pallavolo giochino a pallavolo. Vai, scusami. La differenza è che il padel, l'unica cosa che ha è che è l'unico gioco, e a me capita, perché essendo appunto ormai maestro di nazionale di padel, mi capitano delle persone che fanno lezione con me che hanno giocato per un anno intero senza aver mai preso una lezione.
praticamente si può entrare sul campo da padel e iniziare a giocare immediatamente. Ecco il divertimento. Ma Poi c'è chi si diverte e chi invece lascia perdere. mi spieghi com'è questa particolarità? Perché me l'hanno detto tutti. Come mai Sì. comunque è un'attività sportiva che ha bisogno di coordinazione, velocità, insomma prontezza di riflessi. Come mai invece può giocare chiunque a questo sport? Qual è la Allora, sua come al caratteristica? solito, hai ragionissima Tiziana, il discorso come al solito è di livelli, nel senso che se vuoi giocare a un certo livello, e poi questo lo dimostrano anche i campioni a livello mondiale, i riflessi, la tecnica devono essere eccelsa e di livello elevatissimo. Invece, e poi lo vediamo anche l'esempio più semplice, abbiamo visto tante volte sulle spiagge, dei ragazzi che con delle racchettine giocano in riva al mare, diciamo a una sorta di padel, no? Giocano tra di loro e si divertono. Farlo in una gabbia sostanzialmente, perché il campo ovviamente è delimitato da vetri e maglie metalliche, e il fatto di avere una racchetta che non è come quella da tennis lunga, che non ti permette di gestire la palla, ma immediatamente tu riesci a gestire subito la palla perché hai questa racchetta vicino alla mano, il rumore è molto intrigante e quindi con un livello proprio basico si può giocare senza problemi. Poi vuoi perfezionare, hai una vita, non ci sono assolutamente problemi, ma dall'inizio spieghi 2 regole, ci si diverte. Questo è il bello del padel. Niente, Donata non si convince di questa Io cosa. non ho Ogni mai volta- provato, ogni pur volta che con la lavorando in un macchina- centro. Scusa Donna, non hai mai provato? No. Mai. E io quello. lavoro in un centro che ha i campi di padel dove E giocano quindi tutti. se non hai mai provato, Non prima puoi. prova. Sono colpevole, ammetto questa Solo- mia solo deficienza. questo. Comunque, Sì. devo dire che ogni volta che noi con la macchina costeggiamo qualche centro dove si intravedono campi di padel, non Vabbè. ti dico quello che... Va bene, andiamo alle fotografie comincia che a sono insultare, bellissime. "Oh, che fanno questi?" Comunque, Vabbè. sorvoliamo. Visto che questa è una foto intervista, direi di iniziare appunto con alcune delle foto che tu ci hai mandato. La prima, che è bellissima, perché Donatella quando me l'ha fatta vedere mi ha detto... Chi riconosci in questa foto? Io ovviamente Sì. ho riconosciuto te che sei quello più alto e immediatamente, è vero, non ho perso Sì, neanche sì. un paio di secondi, ho detto che il piccoletto che ti guarda con tanta ammirazione è Fabio Pagliara, il nostro ospite Bravissima. della settimana scorsa, al quale avevo detto sei identico, ma appunto è identico anche quando aveva Sì. 6-7 anni penso. Ma qui dove siete? Raccontaci Alla questa fine- foto. Te lo dico immediatamente, siamo praticamente alla piscina comunale della Playa di Catania. Ah, esatto. Sì, perché praticamente Ah, vero. il mio primo sport è stato il nuoto. Quindi praticamente avevo mia madre all'età dagli 8 ai 12 anni, mi accompagnava in piscina, aveva addirittura preso la patente appositamente per accompagnarmi in piscina. E qui io avevo la tuta di una società che si chiamava la Luigi Sturzo, e ovviamente avevo fatto tutte le trafile nelle vari, nel CONI, e poi invece ero in questa società, e quel giorno, ora non ricordo bene, Fabio Pagliara pure faceva nuoto. Eravamo anche amici di famiglia, le nostre famiglie si conoscevano con quella di Fabio. E non ricordo chi ovviamente ci fece questa foto, forse addirittura mio padre, non vi so dire. Ma non capisco perché lui ti guarda così, Questo- è ammirato proprio. Ma probabilmente avevo detto qualche sciocchezza un momento prima, e allora probabilmente... mi Bellissimo. Ma guardate. così per correttezza diciamo anche l'altro che è alla tua destra. Allora, l'altro era un mio compagno di classe delle scuole medie che si chiama Marcello Licalzi, e che praticamente poi ho scoperto ha fatto l'ISEF ed è professore a Catania di educazione fisica. Ma che Forse- collega mio, l'ho sentito diverse volte, quindi Perfetto. sicuramente ci saremo incrociati. Perfetto, lui però non faceva nuoto, non so come mai quel giorno si trovasse lì, e io a questo punto, dato che ho visto la precedente
trasmissione ho visto Fabio e ho detto devo mandare immediatamente, così creiamo un link tra me e Fabio e devo mandare questa foto e vediamo se può far piacere dimostrarla. Sicuramente. La seconda invece qui è quando ancora eri a Catania, ovviamente abbiamo detto che giocavi a pallavolo, tu sei quello in basso a destra, sì. No, sarà un riscaldamento, un fine partita? È un riscaldamento, non so se prima di una partita o forse sì, ovviamente sì, prima di una partita perché abbiamo tutta la tuta, a Paternò. A Paternò in Serie B e qui vediamo praticamente io ho giocato sia a Paternò sia a Bronte, anche se all'inizio io proprio iniziai la mia pallavolo con Nino Cuco, perché Nino Cuco era assicurato dall'agenzia di assicurazioni da mio padre, così l'ho conosciuto e dal nuoto passai alla pallavolo. Dopodiché, scusa? Sì, no, dicevo, scusami se ti ho interrotto, è bellissima questa foto, mi è piaciuta molto più delle classiche foto messe in posa. Certo, perché proprio assolutamente è stata fatta così e ti dico chi sono. Ecco, allora, alla mia destra c'è Nino Vitaliti. Sì. Paolo Mazzola, poi Pippo Comis. Pazzesco. E Salvo Saetta. Ah, questo a sinistra, Salvo Saetta, il profilo, sì. Perché ovviamente eravamo tutto un gruppo di persone da Catania che ovviamente a Paternò fecero una squadra di Serie B e quindi andavamo lì, partivamo con i nostri con le nostre macchine per allenamenti ed sono stati degli anni molto molto divertenti, molto molto simpatici perché era un gruppone di persone molto brave anche pallavolisticamente parlando e poi anche molto con un ottimo rapporto tra di noi. Ma quando tu ti sei trasferito hai continuato a giocare? Allora, quando mi sono trasferito io, come ti dicevo, il mio primo passaggio è stato a Milano, dove sono stato vari anni. Avevo ricominciato ad allenarmi a fare un po' di pallavolo ed ero andato a Vimercate da Bruno Feltri. Un altro illustre emigrato. Da Bruno Feltri. Ai tempi addirittura la Dipo Vimercate era in Serie A. Ma ovviamente io mi allenavo con loro, poi non ho giocato perché mi veniva troppo scomodo dal punto di vista sia lavorativo spostarmi da Milano Centro a Vimercate e poi la Serie A loro addirittura avevano quel polacco molto forte di nome Wojtowicz. Sì, era il periodo di Wojtowicz e quindi Bruno Feltri allenava, io così ogni tanto andavo, poi ho lasciato perdere e poi è iniziata la mia seconda fase, anzi terza, nuoto, pallavolo, lo squash. Squash. Ho iniziato a Milano a fare squash e quindi per questo sei gradatamente, poi andiamo alla foto successiva e quindi sei arrivato poi al padel, no? Bravissima Tiziana. Il padel io ho iniziato a frequentarlo nel 2015 quando qui a Torino hanno messo un campo prova ai Giardini Reali proprio in pieno centro. Perché mi è piaciuto il padel? Per il motivo che racchiudeva in sé i miei 3 sport preferiti. La pallavolo con gli smash, si fanno tanti smash nel padel, i vetri, le pareti, quindi nello squash c'erano le pareti, nel padel altrettanto. E il terzo è stato anche il tennis, che io non ho fatto a livello agonistico, ma l'ho sempre fatto così per divertimento durante la mia carriera. Il padel è stata la sintesi di tutto questo. Insomma, però non ti sei mai fermato, voglio dire, in un modo o nell'altro comunque il movimento. Invece quest'altra foto, raccontaci con chi sei e in che occasione. Con belle donne. Ma d'altra parte. Allora, come voi sapete, il padel ha avuto e ha una spinta fortissima, soprattutto anche perché tanta gente, tra virgolette, famosa, e per primi l'hanno spinto i 2 calciatori Mancini e Totti. Totti è così innamorato del padel che ha un campo, dei campi nella sua villa in casa, appunto lui ha fatto installare dei campi.
E quindi tanta gente, tanti calciatori famosi e tanta gente famosa si è avvicinata al padel. Qui praticamente nel circolo dove fino a qualche tempo fa io insegnavo, alla mia destra e quindi alla sinistra della foto c'è Cristina Chiabotto. Cristina Chiabotto, l'ex Miss Italia, che praticamente vive a Torino. Alla mia sinistra c'è una sua amica ed è un ex nazionale di padel femminile, e quel giorno praticamente ho fatto lezione a Cristina Chiabotto. Ma questo, ma il padel, scusami, Donatella? Bella soddisfazione, voglio dire, uno si vede. Sì, ma comunque la cosa carina è che tanta gente, diciamo famosa, si è avvicinata e l'ho potuta anche conoscere. Per esempio, uno dei primi che ho conosciuto e a cui ho fatto lezione è stato l'ex portiere del Torino Sorrentino, che è praticamente il figlio del Sorrentino portiere del Catania. Infatti io e addirittura lui era famoso, Sorrentino, perché ha parato un rigore a Ronaldo. E comunque quando ci siamo conosciuti mi sono presentato, gli ho detto: guarda, ti chiedo scusa, ma per me il vero Sorrentino è tuo padre, che era il portiere del Catania Calcio. Certo, e quindi certo. poi ulteriormente in campo ho giocato con Camoranesi, l'ex giocatore della Juve, campione del mondo del 2006, ma vari altri personaggi che si sono avvicinati, per non voglio anticipare, Non spoilerare. Ma è la prossima foto. Arriveremo per noi, posso dire, alla ciliegina sulla torta. Esatto, che è la infatti l'abbiamo prossima conservata per ultimo ed è Perfetto. Questa foto qui. Benissimo. Allora, chi sono questi bei signori? Chi sono? È inutile che lo dica a te, chi sono? Infatti. Tiziano, diciamolo, anche perché poi io quando ho fatto questa foto e poi l'ho postata su Facebook, perché per me è stato un onore e un piacere, io ho messo come intestazione della foto: quando il padel ti permette di dare lezione ai miti della tua adolescenza. Certo. Allora, alla mia destra e a sinistra della foto c'è Gianni Lanfranco. E Gianni Lanfranco, per noi del nostro periodo, per i pallavolisti, non c'è bisogno neppure di dirlo, è stato certo. il più giovane pallavolista a esordire mai in nazionale a 16 anni. Dopodiché ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles, ha vinto non so quanti scudetti e coppe con Torino, con Parma. È indimenticabile anche perché era bellissimo e quindi era bravissima. l'idolo di tutti. E quindi praticamente Gianni Lanfranco, assieme al suo socio all'estrema destra Fabrizio Ruffinatti, perché sono dei distributori Adidas per l'Europa del Sud, hanno praticamente convertito i due capannoni che avevano per il materiale Adidas, l'hanno convertiti in campi da padel. E io ho praticamente insegnato nel loro circolo e quindi ho avuto un rapporto privilegiato con Gianni e anche con Fabrizio, e quindi con Gianni praticamente io quando sono andato a trovarlo, abbiamo iniziato il nostro rapporto, c'erano anche degli altri amici e io gli ho detto: signori, questa persona, che ovviamente questi amici non erano così addentro ai fatti della pallavolo degli anni 70 e 80, gli ho detto: davanti avete un monumento della pallavolo italiana. Vi voglio raccontare su Lanfranco un aneddoto. Poi c'è Piero Rebaudengo. Certo. Finivo con Lanfranco e poi ovviamente alla mia sinistra, sempre nella foto, c'è anche Piero Rebaudengo. Piero Rebaudengo, palleggiatore della nazionale degli anni 80, anche lui un altro campione, quindi devo dire, come si vede anche l'altezza loro, io sono sul 1,82 m e loro si vede che sono dal 1,90 m. Un po' più altini.
quindi assolutamente. A chiusura volevi raccontare questa cosa? Sì, di Lanfranco? volevo raccontare un aneddoto su Lanfranco. Dici. Ovviamente quando, data la carriera di Lanfranco, gli ho detto: Gianni, tu sicuramente hai una quantità di articoli, di fotografie della tua carriera, sarai pienissimo. E lui mi dice: non ho nulla, non ho nemmeno una foto che ricordi il mio passato. E come mai? Io ho detto: Gianni, ma mi sembra una cosa pazzesca. Allora a questo punto gli ho fatto un regalo. Io qui in soffitta a casa mia ho una compilation di riviste del pallavolo anni 70-80, in parte 90. Ovviamente ci sono una quantità di foto e articoli su Gianni Lanfranco. Certo. Li ho fotografati, glieli ho inviati, gli ho inviato una 50 di foto e gli ho detto: poi decidi tu cosa tenere. E mi ha ringraziato in maniera incredibile, perché mi ha detto: mi hai fatto un regalo pazzesco, io non avevo nulla. Certo, Cosa bellissimo. che non avrei mai immaginato. Benissimo, abbiamo finito la nostra carrellata, no? Sì, le foto le abbiamo finite. No, è interessante l'ultima cosa che ci ha detto, che ha questo archivio dal quale noi potremmo trarre l'infa vitale. Ci pensavo proprio in ottica di questa trasmissione. Difatti, se vi può interessare, proprio c'ho tante foto, forse addirittura non ricordo, ma anche foto vostre, foto di panchine della bello. italiana. Quindi eventualmente io ne approfitteremo sì, assolutamente. Li ho portati proprio da Catania a Milano e poi a Torino. Benissimo. No, niente, una stupidata che ti avranno detto 1 milione di volte, mi è venuta ora vedendoti in televisione, te l'avranno detto 1000 volte, assomiglia a Paolo Bonolis. Qualcuno sì. Va bene. No, perché ora vedendoti in televisione ho avuto un flash. Grazie Francesco, complimenti per Io tutto. ringrazio voi tantissimo. Ci sentiamo prestissimo. Un abbraccio e ancora complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao Fra. Ciao. Rispettando la scaletta, i tempi che sempre sono strettissimi, perché c'è il tecnico da noi fa stringi, andiamo subito a parlare della 3 maschile, B1 femminile, B2 femminile. Questo è compito assoluto di mia sorella, quindi io come dicono quelli bravi, mi taccio. Sì, ma vorrei capire, perché quando devo parlare io tutto velocissimo. Tutto veloce, sì. Quando parli tu sempre il solito occhiale io lo chiamo occhiale, esatto. Perché sennò va bene, velocissimo. La 3 maschile girone B, come avevamo detto noi, Modica vince 3-0 a Marcianise e si piazza al 4° posto a 12 punti. In testa sempre Banca Macerata a 17, e domani alle 16 al Palarizza di Modica arriva Casarano, che ricorderemo una partita impegnativa perché l'anno scorso fecero soffrire tanto la Farm Italia nei play-off. Fino alla fine fecero proprio lo spareggio finale con loro, finalmente ci fu. Invece andiamo alla B1 femminile, dove l'Energy System Catania ha riposato ed è l'unica squadra ancora imbattuta con 5 vittorie su 5, anche se al 2° posto in classifica, perché anche qui mancano delle squadre che si sono ritirate, quindi la classifica è un po' falsa, perché in effetti Arzano è a 16 punti e Catania a 13, però avendo una partita in meno. Esatto. Sì, insomma, si presuppone. Oggi, scusate, in casa con il Crotone, insomma, visto che la classifica, il Crotone viaggia a 3 punti proprio in basso, diciamo che insomma non crediamo che possa impensierire più di tanto la corazzata Catania Volley. Registriamo a Bambiente Team Volley la prima vittoria, finalmente hanno vinto. No, ma avevano vinto già una partita. Avevano già, vabbè, ma ogni tanto anch'io dico delle scemenze, avevano già vinto un 3-2 a Crotone, sì. Grazie. Va bene, ce la posso fare. E quindi, come dice mia sorella, una bella boccata di ossigeno, insomma, vanno avanti, hanno vinto 2 partite delle 7. Tu segui la B1 e la B2? Sì, certo, le seguo, per nostalgia le seguo. Per nostalgia, perché tu comunque... Il campionato dove dovevamo esserci anche noi, sì. Dispiacere, A parte, come hai detto tu, la corazzata Catania Volley, che già avendo vinto gli scontri a Marsala fuori casa, ad Arzano, difficilissimo campo fuori casa, si è messa sulla strada giusta, quindi però vedremo. C'è il fatto che comunque la B1 in ogni caso, anche se arrivi prima, devi sempre fare i playoff. Certo, questo, come anche la B2 sembra quest'anno è così.
E quindi il Invece voi livello... come campionati cosa farete? Tutte le giovanili? Sì, faremo Under 13, Under 14 e anche un Under 13 col CSI. Fai quest'anno. solo maschile? Solo femminile, Solo sì, solo femminile. femminile, E sì. i tuoi tecnici sono? I miei tecnici abbiamo Claudio Castorina che è dato una Cese, ex giocatore di Serie B con l'Aquilia Cireale, e poi abbiamo Marianella Barbera che è una nostra storica allenatrice, tra l'altro ex giocatrice della Saturnia Cicastello femminile. Che io ho allenato, Perfetto. peraltro. Un altro rapidissimo e poi mi taccio io, così facciamo taccio io, tacci tu per sempre, tacci, non si può dire, va bene. Nella B2 femminile invece continua a modica 7 vittorie su 7 senza neanche un set perso. Tra l'altro l'ultima partita in casa ha vinto contro il Cuscatania, che quindi un po' scende in classifica dividendo a 16 punti col Volley Valley. Il Catania Volley, ma è tutto fatto con le giovanili, perde in casa perché lo fanno Under 18 e Under 16, e invece la Galpe Alus Mascalucia batte una squadra palermitana media 3-0. Questa settimana non ci sono partite importantissime tranne il Cuscatania che gioca in casa con la Confer Palermo, e invece è importantissimo il risultato tra Volley Valle e Traina Caltanissetta, entrambe in zona alta della classifica. Ti sei dimenticato di dire che al Palabrano oggi Catania Volley ospita la capolista Nodica. Niente, lei oramai si è messa al passo, perché siccome quando sbaglia lei io la bacchetto, lei hai sbagliato, ma secondo me tu me lo scrivi apposta. No, ma qui c'è scritto però, hai saltato i primi 2 righe. Beh, potevo andare veloce. Dovevi andare Quindi i veloce. campionati sono già cominciati? No, ancora no. No, I ancora vostri? no, inizieranno la prossima settimana, quindi le ragazze sono pronte. Purtroppo a Zafferana il problema, diciamo al di là del Covid, dove ora appunto abbiamo ripreso, la difficoltà sta nel mantenere il gruppo saldo anche l'anno successivo e i vari anni, perché questo è il nostro intento da quest'anno in C'è poi. una alta percentuale di abbandono da un Sì, anno ci sono all'altro. abbandoni, perché poi quando le ragazze passano alle superiori c'è sempre quella organizzazione nella giornata, lo studio, la cosa, quindi spetta anche a noi far Però capire. insomma essere presenti Certo. dall'88 più di Certo, 30, certo. cos'è, 98, Sì, sì, no, sì. più di 30 anni Più di di 30 anni, presenza sul territorio significa che comunque siete una società, un punto di riferimento solido e importante. Dicevo, e finisco, Sì, prego, secondo. che cominciano anche ovviamente i campionati giovanili, dove la Rumi, la femminile, la Rumi Pink comincia l'Under 16, e invece nel maschile Under 17 abbiamo ospitato il responsabile Guzzetta. Comincia anche l'Under 17 maschile con la Rumi Lube contro il Javi Pedara. Cercheremo nei tempi ristrettissimi di seguire anche l'importantissima attività giovanile. Allora dobbiamo chiedere al direttore di fare, invece di 45 minuti facciamo 50-55, c'è sempre molto più roba da dire, e non dimentichiamo che ci sono importantissimi nostri coriandoli. La storia di oggi è veramente bellissima, lo so, lo dico sempre, ma però io le cerco apposta e quindi spero vi piaccia. Oggi vi voglio raccontare la storia di questo maratoneta giapponese che all'inizio del 1912 fece la maratona in 2 ore 32 minuti e 45 secondi, che per quel tempo era veramente un tempo spettacolare. E allora, siccome in quell'anno si prevedevano le Olimpiadi estive a Stoccolma, si decise e si pensò di farlo partecipare, solo che a quel tempo ancora soldi insomma non ce n'erano, e lui non si sapeva come farlo arrivare a Stoccolma. E la sua università, i suoi compagni di università, i professori e quant'altro fecero una colletta e raccolsero i soldi per mandarlo a Stoccolma. Dopo un viaggio di 18 giorni fra nave e treno, lui arriva a Stoccolma, si vede la partenza qua con i fiori, arriva a Stoccolma dove la rappresentativa giapponese aveva solo 2 atleti, e uno dei 2 era ovviamente lui che portava la bandiera. Nell'altra foto successiva lo vediamo già in tenuta, pronta per gareggiare,
E inizia questa maratona, dunque il tempo era, non mi ricordo, il 14 luglio del 1912, inizia questa maratona a Stoccolma, e lo vediamo qua che insomma è all'inizio della sua gara. Cosa succede? Lui è talmente forte che si mantiene nelle posizioni di testa fino al 30° chilometro. Poi la gara va avanti e diciamo cominciano ad arrivare i corridori, cominciano ad arrivare al traguardo, ma di Shiro Kanakuri, non so se ho detto il nome all'inizio, forse non ve l'avevo detto, Shiro Kanakuri non arriva, ma allora cominciano a pensare forse si è sentito male, forse è successo qualcosa, e cominciano ad andare indietro nel percorso, ma non lo trovano, chiamano la polizia. Insomma, questa persona, questo maratoneta, scompare nel nulla, non se ne sa più niente, fino a sera, fino all'indomani, niente, non si sa, questa persona scompare dalla faccia della terra, non si sa più che cosa succede, che cosa è successo. Per moltissimi anni però è rimasto questo mistero in Svezia. E allora cosa succede? Che nel 1962, ben 50 anni dopo, proprio nella festa, nella ricorrenza del cinquantennale delle Olimpiadi, un giornale decide di mandare un giornalista in Giappone a cercare Shizo Kanakuri, per vedere che cosa è successo, se esiste ancora e se è vivo. E allora il giornalista va in Svezia e va nella città natale di Shizo e lo trova a Tamana, e lo trova ormai diciamo anziano, ed era lui rientrato praticamente, ed era diventato un professore di geografia, ed adesso era padre di 6 figli e nonno di 10 nipoti, e gli chiese che cosa era successo. E finalmente lui raccontò la sua storia. Praticamente è successo che proprio intorno al 30° chilometro, siccome c'era un caldo micidiale, moltissimi si stavano ritirando, lui era veramente stanco. A un certo punto, in una villa che era accanto al percorso, si fermò, e il proprietario della villa gli disse: se ti vuoi fermare un attimo, gli diede un succo di lamponi, un succo di mirtilli. E dice: riposati un attimo. Lui si sedette sulla panchina sotto un albero e praticamente si addormentò di sasso, e loro non ebbero più il coraggio di svegliarlo. Si svegliò praticamente a sera, a notte fonda, quando la gara era già finita da tempo, e lui, preso dalla vergogna, e non si è voluto più ripresentare perché avevano pagato per lui, la nazione contava su di lui per una medaglia alle Olimpiadi, non sapeva più come fare. Praticamente con un nome falso ritornò zitto, quieto in Giappone, e non corse, insomma, pare che non abbia più ripreso a correre. Allora, 5 anni dopo, nel 67, lo stesso giornale, la stessa Svezia dice, nel 55° anniversario, andiamo a chiedergli se vuole finire la sua gara. E infatti lo andarono a prendere, lui accettò volentieri. Qui lo vediamo che scende dall'aereo, lo portano addirittura nel giardino dove si era fermato, e qui lo vediamo che parla con il figlio del proprietario. E dal 30° chilometro fino al 42° lui si è fatto tutto questo tragitto a piedi, per completare questa gara che aveva iniziato 54 anni prima. E qui lo vediamo, poi dicono che gli ultimi 100 metri qui al traguardo li abbia fatto con una leggera corsetta, e lo vediamo che taglia il traguardo finalmente dopo 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti, 20 secondi e 3 decimi. Questa è la maratona più lenta e più lunga della storia, la maratona del maratoneta scomparso Shizo Kanakuri. Che storia che vi abbiamo raccontato. Questo qui dovete convenirne che era veramente un bel racconto. Andiamo alla chiusura. Anche qui dobbiamo per forza accelerare, perché ci sono sempre tantissime cose da dire. Per esempio, in più rispetto alle altre trasmissioni, questa volta dobbiamo parlare della Champions League. Hanno esordito 3 italiane. Facile la vittoria di Lube Civitanova, che in casa vince con i rumeni della Arcada Galati. Mentre negativo è l'esordio di Piacenza, purtroppo in casa ha dovuto cedere le armi, come si suol dire, alla squadra turca di Ankara. Ma come mai? Come mai? Perché casualmente, insomma, nella squadra di Ankara ci sono sia Angapet,
che è stato MVP, quindi ancora miglior giocatore miglior del mondo, giocatore all'Olimpiadi. del mondo, ancora riesce, anche nonostante il tempo passi, a essere veramente determinante, e insieme a lui l'olandese Nimir, quindi lo squadrone Piacenza, quindi soltanto è riuscito a vincere soltanto il terzo set e poi insomma soccombe per 3-1. Mentre facile il discorso di Champions per Trentino, che in casa batte Ljubljana, la squadra insomma della capitale della Slovenia, vince 3-1 con un grandissimo Alessandro Micheletto, e mentre hanno fatto riposare per questa settimana Daniele Lavia. Esaurita la Champions, facciamo come fa Fiorello, così io non mi io mi Beh, lui li sfido. strappa. Lui, o li no, butta. alcune le piega, alcune le strappa, le strapperò anch'io. Vediamo le partite invece del turno di Superlega. Abbiamo oggi pomeriggio c'è alle 18 Cisterna Modena, partita importante per entrambe, cioè, tutte e due sono, insomma, hanno un andamento fin qui altalenante, ma vedremo un pochettino chi riuscirà a vincere. Non so a noi che convenga, sono due squadre che comunque sono al di là delle aspettative della Saturnia, quindi il risultato ci interessa fino a un certo punto. Invece le partite di domani, domenica, la Farm Italia ha una trasferta proibitiva perché va a Trentino a giocare a Trento a giocare contro il Trentino. Bisogna semplicemente approfittare di queste partite, secondo noi, mi permetto di accomunarti a questo pensiero. Grazie, faccia pure. Secondo noi devono sfruttare queste partite, che come risultato sono assolutamente proibitive, per cercare di trovare il modo giusto per approcciare partite invece quando saranno quelle più abbordabili per la classifica. Poi abbiamo Rana Verona che ospita Sir Perugia, anche qui insomma il risultato per noi è abbastanza relativo, e invece Taranto esordirà, come dicevamo, abbiamo accennato poco fa, questo Ljubomir Traviza, grandissimo allenatore, però si trova ad affrontare una trasferta difficilissima a Perugia, e noi speriamo ovviamente che non riescano assolutamente a fare il risultato. Sì. Non trasmettete, cioè non fate arrivare mai queste puntate a Taranto, perché sennò qua mi linciano, perché io sempre cerco Pacchetti di... Taranto. Poi c'è Allianz Milano che cerca la vittoria casalinga contro Padova, speriamo anche lì che Padova stavolta non ce la faccia, e poi Monza Piacenza, una partita alquanto indecifrabile, bisogna vedere se Piacenza avrà smaltito la sconfitta che ha avuto appunto mercoledì o giovedì, adesso non mi ricordo, mi pare mercoledì mercoledì in Champions, quindi speriamo che si siano ripresi. Questo credo di aver esaurito tutto, l'ho fatto veramente in maniera velocissima, quindi Tutti i tuoi fogli li abbiamo esauriti? Abbiamo esaurito tutti i fogli, e quindi possiamo salutare il nostro ospite. Presidente Danilo Lizio della Pallavolo Zafferana. Grazie del tuo intervento, Grazie a voi. del buon lavoro che fate. Ci sentiremo, vi seguiremo spesso anche per avere un po' di notizie sulla vostra attività giovanile. Senz'altro. Magari la prossima volta ci mandi Marianella, che è stata Certo, anche una mia sicuramente. atleta, così sarà un piacere rivederla. Certo. Benissimo, abbiamo detto tutto, vi salutiamo e ci vediamo sabato prossimo, non mancate nessuno deve mancare. Ciao, ciao ciao. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con Pallavolo Zafferana. Scuola di Pallavolo Rumi, a Catania e Gravina, corsi di pallavolo a partire dai 6 anni, attività motoria di base, corsi di preagonistica e agonistica. Scuola di Pallavolo Rumi, 45 anni di storia, ma sempre la stessa attenzione ai più piccoli. Per informazioni contattaci su WhatsApp o telefona al 346 6976 900.